E buonasera a tutti, non ho regolato eccoci qua, molto meglio. Buonasera a tutti lettori e lettrici di Star Wars Libre Comics, bentornati, un po' sistemato all'ultimo momento, ma abbiamo avuto qualche problema di connessione in questa nuova diretta di Holocron Book Club, la nostra serie di dirette che nonostante abbia saltato un mese a febbraio, un po' per mancanza di materiale, oltre che di tempo, si occupa di approfondire una singola opera, un singolo libro, un singolo fumetto uscito in Italia, diciamo, il mese precedente, in questo caso 2 mesi fa, quindi a gennaio 2025. E l'argomento di oggi, lo vedete dietro di noi, è La tentazione della forza di Tessa Gratton. Con me Lorenzo. Ciao Lore, buonasera. Ciao Gio, grazie del benvenuto e buonasera a tutti i nostri spettatori. Esatto, diamo già la buonasera a Buccio, immancabile, e speriamo di non spoilerarti troppo, nel senso spoilereremo sicuramente, però nel caso recupererai la live dopo. E ciao, un saluto anche ad Andrea, che è sempre presentissimo, è sempre una delle persone più sul pezzo della nostra community, direi, Sì. se non uno dei più sul pezzo, sì, sicuramente. Quindi sono passati appunto un paio di mesi dall'uscita della Tentazione della Forza in Italia. Il romanzo è uscito in autunno, in estate forse, in lingua originale sì, credo all'inizio dell'estate. all'inizio sì. dell'estate, ed era un romanzo sicuramente molto atteso, intanto perché era un nuovo romanzo adult, che rimangono comunque insieme agli young adult, per carità, ma sono le colonne portanti di Alta Repubblica, e quindi questo nuovo titolo era ovviamente estremamente atteso. Oltre a questo, il romanzo era atteso perché portava avanti le vicende dei due protagonisti principali della saga, che erano stati allontanati all'inizio della fase 3 con le vicende di L'ombra dello Starlight, e poi del primo romanzo L'occhio dell'oscurità, il primo romanzo della fase 3, e che finalmente al termine dell'Occhio dell'Oscurità si ritrovavano. Ovviamente stiamo parlando di Avar Kriss ed Elzarman, i protagonisti direi abbastanza assoluti. Ti dirò di più, mi sembra proprio che col passare dei mesi e almeno col passare dei romanzi, alcuni personaggi che avevano un po' più di rilevanza, penso ad esempio a Bell Zettifar, sono stati messi un pochino da parte, dando maggior rilevanza a Avar ed Elzar. Che ne pensi? Sono assolutamente d'accordo, e proprio perché, come hai detto in precedenza, i romanzi adult sono un po' la spina dorsale dell'Alta Repubblica. Direi che col fatto che comunque Avar ed Elzar sono sempre più messi in risalto nei romanzi adult, sono quasi ormai i protagonisti dell'intera Alta Repubblica. Adesso, se voglio proprio un po' esagerare, perché ovviamente non compaiono in tutti i romanzi, ma diciamo che comparendo ed essendo i personaggi principali in quelli più importanti, possiamo dire che presumiamo insomma che anche le opere della terza wave della fase 3, almeno io che non le ho ancora lette, saranno sempre loro i protagonisti un po' anche dell'ultimo romanzo. Sì, poi sì. abbiamo visto la copertina di Trials of the Jedi, Sì. quindi indubbiamente abbiamo proprio dalla fase 1 alla fase 3 tutta la loro evoluzione, ed è un bene insomma che poi l'intero progetto editoriale si concluderà con la loro ultima avventura, in attesa di scoprire cosa succederà. Ecco. Il loro fato. C'è già chi sospetta tragedie nelle prossime pagine. Quindi questo, La tentazione della forza, poi aveva anche una, secondo me, tanta attesa, tanto hype dietro, perché negli intenti dell'autrice, del titolo e della sinossi del romanzo c'era l'idea di riportare un po' al centro di un'opera adult di Star Wars una storia d'amore, cosa che in maniera così importante probabilmente l'ultima volta che era stato fatto, non su un romanzo adult ma su un titolo young adult, era stato con A Crash of Fate. L'ultima volta che appunto un romanzo fosse stato scritto con le intenzioni di portare avanti una storia d'amore. In realtà nei romanzi precedenti, appunto penso a Crash of Fate e
lo Stars per quanto riguarda il canon, erano storie che nascevano e come dire, in cui conoscevamo i personaggi direttamente nelle pagine di quei romanzi e ne seguivamo l'andamento del rapporto, nel bene o nel male, sulle pagine di un singolo romanzo. Qua la vicenda è un po' diversa, perché ci vengono presentati due personaggi con un passato, con un vissuto, sia non narrato ma solo accennato, cioè il loro periodo da Padawan, Sì. che sappiamo essere stato costellato, diciamo, di un interesse quantomeno fisico, se non addirittura romantico, o comunque con un'amicizia che andava oltre la semplice amicizia. Nei romanzi precedenti ci sono stati tanti momenti in cui loro due si sono un po' riavvicinati. Penso ad esempio a quando ballano insieme, insomma ci sono stati tanti piccoli, tante scenette in cui si faceva capire che loro erano qualcosa di più di semplici amici, o comunque c'era stato qualcosa. Ma questo è un romanzo in cui Tessa Gratton preme sull'acceleratore e va in modalità 100% romance. Hai apprezzato questa piega del romanzo, questo aspetto del romanzo, o invece non ti dicevano non ti dicevano niente loro due? No, assolutamente ho apprezzato questa parte di romanzo, tutti i capitoli in cui loro erano i protagonisti e veniva approfondito un po' questo rapporto, questo avvicinarsi man mano fino al momento culmine. Tant'è che l'avrei quasi voluto vedere prima, proprio perché ero un po' in ansia di leggere queste pagine, proprio perché ovviamente essendo i due protagonisti anche lì sulla copertina, non vedevo l'ora un po' di immergermi in quello che è stato il loro rapporto fino alla fine, insomma. E tant'è, era proprio un momento super atteso, lo sospettavamo già da quando hanno annunciato la copertina del romanzo, Sì. che se ti ricordi era il 14 febbraio, quindi insomma poche... Sì, era San Valentino e quindi... Era, diciamo, facile immaginarselo Esatto. dove sarebbe andato a parare. Secondo me è stato anche ben costruito, sia lato di Ezerman, che va a chiedere poi consiglio proprio anche allo stesso Yoda, Sì. su quello che vuol dire, insomma, adesso mi viene il termine, legarsi alla persona, sì. e che è un po' diverso dal concetto di possesso e tutti i Jedi che devono o non devono avere legami, e poi anche ben costruito da parte di Avar, questo forse maggiormente nel precedente romanzo, con tutta l'evoluzione di Avar Kriss all'interno della zona di occlusione, che conclude l'Occhio dell'Oscurità proprio con il momento culmine nel quale si riunisce a Elzar, e lì insomma già lei si capiva che questo suo volere stava fiorendo alla fine del romanzo. No. Sì, sicuramente le condizioni in cui i due protagonisti, in cui troviamo i due protagonisti all'inizio della tentazione della forza sono diverse, perché Avar è estremamente più predisposta, cioè predisposta mentalmente, nel senso lei ha già elaborato l'attaccamento che prova verso Elzar e sa che non vuole nient'altro, cioè è quella la cosa che in questo momento le interessa. Ha già superato il discorso possesso, sensi di colpa, ha già elaborato tutto quello, sa che per lei, anche per il suo essere Jedi, per il suo essere parte di un'unità che può essere l'ordine intero, ma in questo caso è anche la coppia di loro due, lei è già, come dire, pronta, ed è lei infatti che durante soprattutto i primi capitoli del romanzo è lei a cercare Elzar insistentemente. Come dire, nelle mie frasi viaggiano frasi che evitiamo di ripetere, però appunto è lei che cerca Elzar insistentemente, mentre lui ancora neanche si aspettava di rivederla, probabilmente. O forse lo sperava, ma non se lo aspettava, non pensava che sarebbe stato possibile. E questa cosa lo prende decisamente in contropiede. Però la cosa che secondo me Tessa Gratton costruisce bene è proprio
e che secondo me è un po' il metro di giudizio di questi di questi romanzi che hanno delle componenti di romance, è il farti innamorare dell'essere innamorato, perché sono sensazioni che abbiamo provato più o meno tutti, con gradi diversi, con intensità diverse, per carità, però se, secondo me, l'autrice o l'autore di un romanzo, narrandoti di quello che provano i personaggi, è in grado di farti ripensare a quei momenti felici che magari una persona ha provato all'inizio di una storia, di una relazione, vuol dire che secondo me ha fatto il click giusto. Sì. E questo viene trasmesso molto bene da parte di Elzar e Avar, appunto perché è lo stesso Elzar che deve un po' accettare i suoi sentimenti e deve come dire, rendersi conto che può essere felice insieme ad Avar, ecco. Non è un problema essere legato ad Avar, anzi, appunto, e questo secondo me è stato molto, molto interessante, è molto, molto ben scritto e ovviamente anche nel senso come si dice quando è una cosa apprezzata dai fan, non fan service, però insomma si doveva andare a parare là, c'è sicuramente del fan service, ma secondo me del fan service più che positivo. Assolutamente sì, ben costruito e assolutamente anche utile alla trama, Certo, sì, assolutamente. Anche perché appunto poi vedremo che cosa succederà. In molti purtroppo si aspettano una tragedia. Se ci dovesse essere l'impatto di una tragedia nel prossimo romanzo senza la costruzione che c'è stata in questo, ovviamente perderà avrebbe perso se mai ci dovesse essere. Io spero di no, perché sono legato a entrambi. La seconda parte, diciamo, di romanzo ruota intorno a altri personaggi, altri Jedi, Bell, Burry, anche Vernestra, sì. a modo suo, in maniera un po' più secondaria sicuramente. Vernestra è un po' diventata il prezzemolino, che non si capisce in quale genere, mentre Avar ed Elzar tutto sommato sono inquadrati nelle loro opere, Vernestra è sempre un po' lì, un po' negli young adult, un po' negli adult, a volte il middle grade funziona, negli spin-off. E io ho trovato però, almeno sicuramente c'è una componente di giudizio mio personale e di quello che ero più interessato a leggere, però ho trovato un po' sottotono le parti senza Avar ed Elzar. Nel senso, non mi aspettavo un intero romanzo dedicato a loro, era chiaro che non si potesse incentrare tutte le... quante pagine sono? 460? Sparo. 400, bravo, 460. Sì. Le 460 pagine solo su loro due, però un po' per forse il mio scarso interesse, un po' perché probabilmente sono davvero stati un po' messi un po' da parte, ho trovato meno incisivi i segmenti con Belle Burri. Era una cosa che avevo già percepito un po' nell'Occhio dell'Oscurità e mi sembra che soprattutto Bell sia incasellato in questo ruolo di devo fare di più per la guerra, non sto facendo abbastanza per la guerra e dobbiamo fare, non possiamo starcene con le mani in mano, e non si schioda da questa attitudine. Ma io innanzitutto condivido questo tuo pensiero, tant'è che già la puntata di Holocron sull'Occhio dell'Oscurità era immersa un po' questo limite di Bell e anche di Burriaga nel loro ruolo nel romanzo. Purtroppo anche in questo romanzo comunque il loro ruolo rimane marginale, ma comunque ben venga se poi i ruoli dei personaggi principali sono ben scritti, come appunto la nostra coppia. Passando quindi ai due personaggi, secondo me più che Borriaga, Vernestra e Bell sono rimasti molto più in disparte, perché comunque Borriaga con il suo ruolo un po' di personaggio
del suo essere Walkie, nel suo legame forte che ha con la forza, Mhm. ha un ruolo che a più fasi si ripresenta. Mi viene in mente quando in qualche modo riesce a sconfiggere il senza nome senza neanche che si rendersi conto di come fare. Mi viene in mente quando prova a contrastare la piaga con la forza, quindi comunque bene o male un suo ruolo, seppur minore rispetto appunto ad Avar ed Elzar, bene o male ce l'ha. Invece per quanto riguarda Bell, più che quella guerra in questo romanzo sembra che faccia solo ormai da voce a Burriaga, Sì. per ovvi motivi, essendo un Wookiee, e mentre Vernestra, se non fosse stato per l'ultima parte del romanzo, quella in cui si trova faccia a faccia con Mark è quasi totalmente inutile nel romanzo. Sì, nell'economia del romanzo forse ha più il ruolo di dover, insomma, c'è tutto il discorso del confronto con Elzar che c'era stato scusami, non nell'occhio dell'oscurità, Sfidare in Sfidare la tempesta, e che qui viene un pochino portato avanti, ma neanche poi così tanto. Perché comunque ormai in Sfidare la tempesta li vedi a confronto e poi vedi comunque Che Elzar Mann un po' da va solo. dal consiglio, diciamo, confessa la sua colpa e poi, meno male, Il consiglio gli dice pace. Eh. Quello che è fatto è fatto, pace. Assolutamente, quindi un po' anche questo ruolo qua di Vernestra non c'è. Sembra, me dava più l'impressione magari più di rappresentanza, tra virgolette, sulla parte del viaggio all'interno della zona di inclusione, nel senso che non c'è Avon, ma diciamo, siccome lei ha vissuto l'esperienza ed è anche grazie a lei che sono riusciti a fuggire alla fine di Sfidare la tempesta, la mettiamo perché serve a quella conoscenza lì, quindi comunque un suo ruolo può avercelo, però molto molto limitato, ecco. E anche Andrea concorda con noi, dice bello, ormai completamente inutile la narrazione, degli altri di veramente importanti c'è solo Rit. Sì, è vero, poi sicuramente anche Vernestra, anche se secondo me tante cose di Vernestra accennate negli scorsi romanzi non le stanno portando avanti. Tutte le visioni, tutte le cose. Sì, anche le visioni non... Al momento non hanno ancora portato da nessuna parte. Su questa cosa di Bell ho letto stamattina un post su Reddit proprio che diceva: ma non vi sembra che Bell, rispetto alla Luce dei Jedi, dove Bell aveva un ruolo molto importante, sia stato un po' messo da parte, quindi per questo ho voluto parlare un attimo con te stasera. E l'altra parte di romanzo, diciamo, slegandoci adesso dai personaggi, ma venendo un pochino di più alle vicende, quindi oltre alle vicende sentimentali o della relazione tra Elzar e Avar, ovviamente a fare da padrone l'assalto su Naboo, che ho trovato all'inizio un po' confuso nella sua impostazione, però in realtà poi molto avvincente, perché a parte che è facile immaginarsi Naboo, cioè è qualcosa che conosciamo tutti molto bene, gli italiani più degli altri probabilmente, e quindi è molto facile visualizzare quel tipo di ambiente, quel tipo di atmosfera, e ho trovato un ottimo ritmo dell'azione, anche il bilanciamento tra azione di terra, azione spaziale, che poi diventa, se non sbaglio, praticamente azione atmosferica, nel senso che, se non sbaglio, poi arrivano a un certo punto, iniziano a combattere a livello dell'atmosfera e poi arrivano tutti giù a terra, perché se non sbaglio anche Avar poi arriva a combattere. Non ricordo benissimo la sequenza, questo dettaglio sulla battaglia in sé. A me, poi ci arriviamo magari un attimo più tardi, però sicuramente è descritta molto bene, anche con l'epicità di una grande battaglia. Infatti, man mano che andavo avanti a leggerlo, dicevo adesso la battaglia finisce e sta finendo a favore dei Jedi, cosa ci sarà nel resto del romanzo, perché comunque era stata scritta proprio come una battaglia finale di un tassello importante dell'Alta Repubblica, che rimane comunque importante,
però ecco, mi chiedevo insomma cosa ci sarebbe stato dopo e poi vabbè l'ho scoperto. Sì, assolutamente poi ben bilanciata una battaglia appunto tra i Jedi e i Nil, e soprattutto anche gli ultimi due personaggi forse di cui non abbiamo parlato, Porter e Generale Vies. Ah sì, certo, Quindi certo. sicuramente questo dualismo tra una battaglia specifica quasi 1-1 e la battaglia in mischia della battaglia in sé tra due fazioni è stato molto interessante portare avanti. Ricordami se, correggimi se sbaglio, Porter in questo romanzo è praticamente in missione solitaria a cercare di stanare il generale Viers, fa diverse missioni singole fino a che poi la rintraccia su Naboo, e poi su Naboo lui si ritrova con i Jedi che stanno assaltando, però senza sapere che ci sarebbe stato anche lui, sì, corretto? così, per poi continuare anche dopo la battaglia di Naboo, questo continuo inseguimento da parte di Porter Sì. a Generale Vies. Da un lato mi sembra che la stiano tirando molto per le lunghe, devo Sì. dire, a essere sincero. Anche per quello che non mi aspettavo la battaglia di Naboo come grande evento finale, nel senso che comunque anche non mi aspettavo che l'avrebbero tirata ancora poi successivamente nei romanzi, e quindi se uno dei due deve perire, me l'aspettavo diciamo in conclusione di un romanzo, non a metà. Invece hanno preso questa scelta, diciamo, di tirarla ancora e ancora, visto che comunque neanche successivamente alla battaglia si scontrano ancora nella tentazione della forza, e ancora non abbiamo un finale per la loro storia. Probabilmente, viste le recenti dichiarazioni di Chassol, non so neanche se ce l'avremo prima di Trials of the Jedi, visto che appunto ha twittato che The Broken Blade si farà, ma non sarà diciamo un'opera del progetto editoriale, quindi probabilmente volevano includerla, poi si sono accorti che era tardi. Sì, o che non ci stava dietro Charles, una roba del genere. Quindi ecco, probabilmente temo che quei due personaggi avranno una fine a giugno con Trials of the Jedi, ma se verrà tirato avanti ancora... Sì, è possibile. Però devo dire, le sequenze con Porter, diciamo quelle da solo, sono state affascinanti, quasi videoludiche, cioè sembravano spesso delle scene da infiltrazione, insomma. Ho immaginato io leggendo, insomma, non sarebbe stato male, un videogame in cui interpreti Porter, vai a caccia, sì, diciamo Assassin's Creed-like, ma con Porter. Porter ciccione, tra l'altro. Vabbè. Cioè, Porter nella fase 3, non nella fase 2, per cui... Ma con quale spada laser? Guarda, questo discorso non lo voglio non lo voglio neanche affrontare, perché davvero potrei iniziare a imprecare, perché sono scelte davvero inspiegabili, ma vabbè. No, beh, comunque, comunque molto apprezzabile sì, però a me un piccolo tarlo nella testa me l'ha lasciato, vorrei dire il fatto comunque che è molto atipica come scelta di un Jedi andare a caccia della persona, e non occuparsi di fare del bene come normalmente siamo abituati quando vediamo i Jedi seguire il volere della forza, mentre per Porter Engle in questo romanzo era quasi un'ossessione. Esatto, di certo non ci ho visto il lato chiaro della forza in questa sua scelta, ecco. Quindi solo questo, diciamo, come parte che posso dire di non aver apprezzato più di tanto, però comunque è stato, come dicevi prima, molto interessante leggere questa versione di Jedi di Caccia all'Uomo, molto ben scritta e dettagliata. Sì. Ecco. Veniamo a Marchion e alla conclusione del romanzo, che è stata, penso, una delle cose più inaspettate. Io ho paura. Penso che sia stata una delle cose più inaspettate che potessero fare. Non era assolutamente nel mio radar pensare che Marchion possa proporre di collaborare con la Repubblica. È qualcosa che non era assolutamente previsto. È chiaro che
che ci sia dell'altro sotto, cioè che non si fermi tutto qui. Ma allo stesso tempo mi è sembrato, non so, un finale di romanzo che, dopo il successo, diciamo, della battaglia, che riportasse un po' di sì, ok, la battaglia è stata vinta, però è una chiusura molto sinistra dell'opera. Però è servito per dare appunto un'ulteriore evoluzione al personaggio di Marchion, che abbiamo visto nell'Occhio dell'Oscurità era un po' assente, un po' perso. In questo romanzo trova una nuova spinta, dei nuovi interessi, essenzialmente si interessa di questa piaga, la studia, la approfondisce, capisce come forse controllarla o come comunque gestirla. Scusa, a me non mi è chiara una cosa, quindi ti chiedo di partire dall'inizio. Ok. Ma se non è, cioè, perché mentre leggevo della piaga in Sfidare la tempesta, anche visto un po' gli effetti che aveva, ho presunto, a questo punto ripensandoci fosse così, ma Marchion non lo sa, che fosse un esperimento magari del barone Bulan, perché arrivati a questo punto della narrazione della fase 3, ancora diciamo il barone Bulan non è sceso proprio in campo, almeno in questo momento. Adesso leggendo un po' come Marchion studia la piaga, che va proprio sul pianeta a testare l'effetto sui senza nome, testa effetto sui Drenghi e tutto quanto, mi chiedo quindi da che parte sia saltata fuori. E a questo punto mi viene un po' forse in mente che l'opzione che... Okay. Devi aspettare il prossimo romanzo, dove comunque nel senso, si avranno delle spiegazioni, secondo me non proprio chiarissime al 100%, però magari perché non ci ho messo così tanto la testa, non lo so. Però diciamo che il grosso delle spiegazioni sono in Tears of the Nameless. Per il Blight, Tempest Breaker è fondamentale. Io di Tempest Breaker l'ho ascoltato tutto, non mi ricordo niente. Andrea, devo essere sincero. Magari scrivimelo anche su Telegram in privato, se non vuoi spoilerare qui, perché non mi ricordo il collegamento che c'è in Tempest Breaker. Mi ricordo quello che viene scoperto in Tears of the Nameless. E Tempest Breaker sinceramente non me lo ricordo. Tra 2 settimane devi solo recensirlo, quindi viene così. Sì, ma è uscito lo script? Deve uscire lo script. Deve ancora uscire, sì. Deve ancora uscire. Beh, non uscirà mai la recensione entro 2 settimane, allora. Molto bene. Ne parlavano nella parte finale, a ricordarselo. Dovrei riascoltarlo tutto, ma non si può fare. No, cioè, quando esce lo script, leggo lo script in un pomeriggio, perché lo script lo leggo in un pomeriggio, e scrivo la recensione a quel punto. Esce a maggio, e va bene. Tra 2 settimane, metà aprile, quindi è praticamente come se fosse maggio. Questo sono io che sposto le scadenze a lavoro comunque. Va bene, no, quindi appunto Marchion un po' diverso, molto figo il combattimento finale, unexpected anche quello. Sì. Vernestra contro Marchion non era minimamente nel mio radar, bella sorpresa, bello comunque, sì. Anche lì ben dipinto, insomma, io me lo sono immaginato molto con questi campi tutti contaminati dalla piaga, i Drengir, Marchion, Vernestra con la frusta. Sì, insomma, ho sentito un sacco il pathos, sì. Che come se fossi Vernestra, nel senso che comunque mi trovo faccia a faccia col nemico più potente, esatto. E non sai bene cosa fare, anche perché poi l'ambiente non aiuta, no, visto che era, diciamo, circondata dalla piaga, e comunque assolutamente soddisfatto di questo faccia a faccia. Dicevo prima su Marchion che ho paura proprio perché è inaspettato questo finale di potenziale collaborazione con la Repubblica, poi staremo a vedere, e appunto non ho idea di cosa aspettarmi nei prossimi romanzi, e panini muoviti a portare Tears of the Nameless, perché devo assolutamente calmarmi questa ansia che ho qui da ormai 1 mese e mezzo. E anche Tempest Breaker. Sì, anche. Quindi... Sì, come discutevamo, mi sembra proprio con Andrea anche sulla chat Telegram, secondo me c'è stata Tempest Breaker e la serie a fumetti si sovrappongono in maniera
secondo me è esagerata, c'è stata secondo me proprio una cattiva organizzazione della narrazione. Nonostante siano entrambe opere di Cavan. Secondo me proprio perché sono entrambe opere di Cavan, nel senso che tutte le cose succedono 2 volte. Le cose che succedono nella serie vengono annullate da Tempest Breaker per poi risuccedere uguali in Tempest Breaker. E questa cosa mi ha turbato molto proprio nel seguire l'audiolibro, anche perché ascoltavo di cose e dicevo, però io questa cosa me la ricordo un po', l'ho già letta nei fumetti, e in realtà è la serie Marvel presa ma non riscritta in pratica. È come se succedessero 2 volte le stesse cose. È tipo Tales of the Jedi, la puntata e il romanzo, che non si sa se sono 2 cose diverse o sono la stessa cosa. No, o è chiaro che siano 2 cose diverse. No, è chiaro che siano 2 cose diverse e che semplicemente tu a che punto sei arrivato con i fumetti? No, ho finito il primo volume adesso. Il primo quando volume, esce il secondo ricordami com'è volume, che finisce con Kiva che si ricollega a Skier. Vabbè, succedono delle cose che riguardano Bulan nel secondo volume e poi succede una cosa che l'annulla e le stesse cose risuccedono dopo. Quindi, semplicemente succede A nel fumetto, succede B nell'audiolibro, che B annulla A, e poi succede C, ma C è uguale ad A. Quindi è chiaro che sono 2 cose diverse, ma la sostanza è la stessa, per cui è un po' ridondante. E anche lì, secondo me, si doveva sforbiciare, tagliare, perché mi sembra... Non so, secondo me c'è stata un po' di... che magari Andrea suggeriva, magari Cavan aveva un contratto per 8 romanzi, poi magari un romanzo non l'ha fatto, allora gli hanno fatto fare l'audiolibro, però poi l'audiolibro magari non doveva buttarlo giù velocemente, allora sicuramente ha ripescato delle idee, ha riciclato un po'. Come quando in The Book of Boba Fett le cose succedono 2 volte, perché dovevano allungare il brodo, perché succedono 2 volte le cose identiche? Stessa cosa. Mi sembra che tutti siano arrivati, almeno quelli originali, un po' stanchi alla fine del progetto. Ed è un vero peccato. È un peccato. Non solo quelli originali, perché penso anche a George Mann. Che... Sì. Però secondo me George Mann, avendo fatto meno, ha tenuto un livello qualitativo medio. Sì, però nella fase 3 ha fatto tanto. Sì. Credo troppo, visto i ringraziamenti in Tears of the Nameless. Quello che ha scritto, non mi ricordo bene i termini. Invece, ad esempio, Tessa ha fatto soltanto La tentazione della forza e è uscito molto bene. Sì. E ha fatto anche il primo insieme a Giustina. Ha fatto Tentazione della forza, Sfidare la tempesta. Ha fatto Il sentiero dell'inganno e ha fatto anche Alla ricerca del pianeta X. Sì, nella fase 2. Nella fase 3. Per cui lei secondo me non è arrivata particolarmente stanca. Un po' strana, un po' la rotazione, perché se pensi anche Claudia non che ha fatto, che adesso fa Into the Light, che sta uscendo in queste settimane in originale, e non faceva niente la stella caduta, se non questa che è vero un numero importante, però rimane comunque un album fumetti solo, con tutto il rispetto, non penso sia come scrivono. Ma infatti io ho molto hype per Into the Light, proprio perché secondo me Claudia non ha avuto fatigue, non ha avuto stanchezza da troppe cose fatte. Daniel, ha fatto le sue cose nel suo microcosmo, per cui sta lì, è molto racchiuso in realtà. Mi dispiace quasi anche ci pensavo l'altro giorno per Lidia, che dopo l'ottimo Cataclisma, la fase 3 si è solamente limitata ai racconti dell'Insider, non ha più scritto altro. Ed è appunto stato un peccato, perché comunque Cataclisma era stato un ottimo romanzo. Probabilmente, secondo me, avrebbero dovuto magari affidare i fumetti a qualcun altro, non a Cavan, però come fai a staccare Cavan nell'ultima serie a fumetti dei personaggi che ha scritto lui? Magari quella fase 2 potevano fargli Cavan. Sì, sicuramente.
sarebbe stato un modo per staccare un attimo. E vabbè, niente, quindi chiudiamo con qualche nota, qualche considerazione un po' sul progetto, ma del resto sta finendo, possiamo iniziare a tirare un po' le somme di che cosa è riuscito meglio, che cosa è riuscito peggio, e secondo noi anche perché. Io direi che possiamo chiudere, se tu non hai nient'altro particolare da aggiungere. Un'ultima cosa, anzi due cose negative, quindi se proprio così Sì, la dai, butto così. La prima è che il romanzo mi è sembrato fosse a due velocità, sì. La prima parte, fino alla battaglia di Naboo, che era quasi come se fossero due romanzi diversi. Il primo fino alla battaglia di Naboo, e non solo perché, come dicevo prima, per me è stato un po' come la grandezza della battaglia è stata come una battaglia finale, ma proprio perché la prima parte del romanzo, diciamo, a parte comunque il rapporto tra Avar ed Elzar che si sviluppa, ma comunque molto concentrati a salvare le persone dalla zona di occlusione e portarle fuori. Mentre dopo la battaglia, la seconda parte è stato tutta l'inseguimento di Marchio Ro, e appunto quasi come se fossero due romanzi, e la parte di salvataggio di chi voleva essere portato via dalla zona di occlusione viene totalmente perso. Non so se anche tu hai percepito questa cosa qua, se hai avuto questa sensazione. Sì, più che altro un po' anticlimatico, proprio perché appunto arriva questa grande battaglia verso la metà, anzi oltre la metà del romanzo, due terzi, e quindi sì, l'ho percepita anch'io, sembrano quasi due storie un po' accorpate. No? Sì. E mentre la seconda cosa sembra un po' che c'entra un po' con il romanzo diviso in due, sembra nella prima parte che anche già da sfidare la tempesta, man mano che in ogni romanzo riescono comunque a fuggire dalla zona di occlusione, poi adesso che hanno distrutto, hanno i codici, adesso il muro tempesta diciamo è ancora su, ma sembra quasi che poi c'è tutto il discorso dietro che se lo segui attentamente capisci che funziona, però quasi sembra ormai che il muro tempesta è in piedi, ma la Repubblica entra ed esce come vuole. Quindi questo grande problema che c'era nell'occhio dell'oscurità sembra che c'è ancora, ma in realtà non ha più praticamente alcun effetto. Sì, capisco. Tu dici a questo punto sarebbe stato meglio una scena in cui, che ne so, tutti i ripetitori del muro tempesta saltavano in aria e poi passiamo oltre. Sì, a questo punto. Sì, a questo punto sì, non sono d'accordo. Poi magari tornerà in gran voga nei prossimi romanzi, ma non mi stai dando questa impressione. Sì, se si parlassero magari gli autori tra di loro. Ok. Molto bene. No, non lo so. No, in Tears non mi sembra, non è particolare, cioè non è al centro della narrazione. Si concentrano su altre parti di galassia, quindi non è un problema. Quindi non mi ricordo sinceramente, secondo me non è neanche tirato in ballo. I discorsi sono altri, sono legati alla piaga e hai giustamente visto chi accompagna Rhett in Tears. Esatto. Va bene, allora ci avviamo alla conclusione di questa diretta, quindi grazie a tutti quelli che ci hanno seguito in diretta, a tutti quelli che recupereranno la live in differita, che so che comunque va molto quando la gente poi recupera il romanzo, recuperare la live lo fate in tanti. Vi ricordo i prossimi appuntamenti in diretta saranno con la prossima puntata di Archivio Jedi il 14 di aprile e di Holocron Book Club sarà il 28 aprile. Dobbiamo ancora iniziare a programmare le live dedicate ad Andor, la seconda stagione di Memories of Scarif. Saranno tendenzialmente il giovedì, quindi a partire da giovedì 24. Dobbiamo ancora un attimo metterle giù, però arriveranno novità, arriveranno comunicazioni in merito. Quindi grazie a tutti. Da capire anche se Debozza voglia di farle. Di farle effettivamente o no. Considerando anche che il primo giovedì lui è ancora in Giappone. Insomma, da capire tante cose ancora. Sì. E io sono a Berlino, per cui anche non la posso fare. Da capire anche il formato, visto che sono a botte di 3 3 puntate, per cui
sarebbero 4 live, però ogni live da parlare su 3 episodi, Sì. quindi la capiremo e capiremo come organizzarla nelle prossime settimane. Comunque, grazie a tutti per averci seguito, io come sempre vi auguro delle buone letture, una buona serata e che il lato cartaceo della forza sia con voi. Ciao a tutti. Ciao a tutti.